Vinitaly è giunta alla 52esima edizione, ma la Fiera di Verona è ancora un'eccellenza per il vino italiano e naturalmente per il vino a livello internazionale. Una manifestazione che non invecchia, che ogni anno sa rinnovarsi, come dimostra lo stand dell'Emilia Romagna. Il Padiglione 1 ha una sua rigenerazione. Regeneration, direttore, come sta andando questa Vinitaly 2018? Beh, devo dire divinamente. Noi da 3 giorni abbiamo il padiglione più frequentato, dai dati ci danno questo, le nostre aziende sono contente, l'Emilia Romagna si sta rivelando sempre una regione da scoprire, da visitare. Abbiamo, credo, il padiglione più creativo e con identità unica, forse più di altri che sono un po' sparsi ognuno per conto loro, e questo è importante, presentarsi insieme come territorio, soprattutto quando si punta a valorizzare il territorio dal punto di vista ambientale, perché Regeneration, come ho già avuto modo di spiegare, chiaramente non è uno slogan, non è un logo, ma si ispira all'idea della trasformazione del territorio dal punto di vista ambientale, come una sorta di circolo virtuoso dove tutto quello che noi diamo alla terra in termini di ambientale ci torna in termini di qualità e benessere, quindi fondamentalmente anche questi colori legno, cartone e green evocano in qualche modo il tema dell'ambiente in modo forte e importante. Una delle grandi novità di questo 2018 a Vinitaly è una serie di eventi collegati, non solo le degustazioni, perché l'Emilia Romagna è tanto di più, no? Anche la musica. Beh, certo, noi abbiamo un progetto che si chiama Tutto Campo, dove chiaramente abbiamo tantissimi giornalisti con il gioco della metafora del calcio, dove chiaramente ci sono gli allenatori, ci sono i giocatori, gli allenatori che sono poi i giornalisti allenano i giocatori che sono i vini, e a ogni vino è abbinato un allenatore, c'è un giornalista. Siamo già usciti su diversi giornali e quindi chiaramente noi puntiamo a fare una comunicazione a tutto campo. Tutto campo cosa vuol dire? Vuol dire che chiaramente bisogna lavorare sul territorio e sulla identità, dicevo prima, quindi l'identità di questa terra bisogna anche usare quegli strumenti che aggregano cibo, vino, territorio, musica. Noi qui nel salone, ma anche fuori, chiaramente oltre alla degustazione, che come lei ha potuto vedere sono tantissime tavole rotonde, seminari, degustazioni, banche d'assaggi, tanta roba. Abbiamo abbinato anche alcuni concerti abbinando le degustazioni con la musica. Ci sono stati Casadei, ci sono stati Modena City Ramble, ci sono stati Ridillo e tanti altri ancora, quindi voglio dire è un connubio che funziona sempre. Visitando gli altri padiglioni si ha l'impressione, senza offendere nessuno, che siano tanti singoli messi insieme. L'Emilia Romagna lo dimostra probabilmente anche nel suo padiglione, che è il Padiglione 1, lavora da squadra, a prescindere dai tanti vitigni e dai tanti vini che ha. Beh sì, devo dire che questo è quello che notano tutti e ci stanno dicendo in questi giorni. Noi abbiamo un'identità percepita in modo forte e unita, non ognuno per conto proprio, e io credo che sia la strada migliore per essere compatti e fare promozione insieme. Le nostre aziende stanno insieme, grandi, piccoli, medi, cooperative, grandi gruppi, ci sono tutti, e devo dire che questa è la forza di questa regione e dei nostri produttori. Quale deve essere il nuovo territorio del vino emiliano-romagnolo da esplorare, da conquistare, quindi fuori dall'Italia? Beh, noi facciamo tante attività, abbiamo un programma importante sull'estero che va dagli Stati Uniti al Canada, all'Asia tutta, quindi dalla Cina al Giappone, sud-est asiatico, Russia, e poi abbiamo tutta l'Europa dove siamo un po' dappertutto, quindi le nostre aziende ci seguono nelle tante attività che noi facciamo in giro per il mondo. Io mi sto accingendo a preparare dopo di questo un'altra grossa iniziativa con tante nostre aziende ad Hong Kong, e quindi poi e tante altre ancora, quindi voglio dire tutto l'anno noi accompagniamo le nostre aziende in giro per il mondo, perché comunque il Medi Emilia Romagna del vino è importante. Io do un dato: l'export dei vini italiani che è trainato dall'export cresce del 6,6%, che è un dato importantissimo, fondamentale. L'Emilia Romagna cresce all'11,8%, quindi noi cresciamo quasi il doppio rispetto alla media nazionale, e questo è un bel risultato. Concludiamo da dove siamo partiti. Regeneration è un po' anche il futuro, deve essere non dico uno slogan, neanche un marchio come ha detto lei, che non lo è, ma una partenza per poi
continuare a dare vivacità allo stand dell'Emilia Romagna anche negli anni futuri? Ma guardi, non è solo un'operazione di marketing, credo che è un approccio culturale che è diverso, poi diventa di fatto anche importante dal punto di vista del marketing, cioè io credo che i temi del futuro sono legati all'ambiente, in un mondo che sempre di più lo stiamo ammalando, c'è la ricerca dove tutti hanno voglia di vivere in un ambiente sano, mangiare e bere cose sane e quindi tutto parte dalla terra. Noi puntiamo ad ottenere, che saremo i primi in Italia, la certificazione di tutti i territori produttivi dell'Emilia Romagna e questa è la strada da percorrere. Sappiamo che è un percorso lungo, però sappiamo anche che la strada ci deve portare lì, perché questa è la terra del bel vivere e buon vivere e quindi questo passa attraverso anche la salute dell'ambiente e quindi della terra. Qual è il bilancio dei vini romagnoli per il Consorzio Vini? Beh, è un bilancio positivo, in questi giorni abbiamo avuto tantissimi visitatori, abbiamo tanti eventi, convegni in cui si parla dei nostri vini e poi c'è questa novità che come Romagna ci presentiamo con la modifica in corso di questo disciplinare del Romagna DOC che prevede 2 tipologie nuove di vini spumanti, uno spumante bianco con la base principale di Trebbiano e uno spumante rosato con la base principale di Sangiovese e questo sta suscitando molto interesse in quanto come Romagna, pur avendo una tradizione, questa è una tradizione che ci viene addirittura dal fine 800 inizio 900 in cui si produceva una grossa quantità di spumante e di alta qualità, poi man mano si è perso, oggi vogliamo come Romagna riprendere questa posizione di spumante. Tra l'altro lo spumante oggi è il modo di consumo del bere che ha un trend positivo non solo in Italia, in tante parti del mondo, noi avendo come tradizione la produzione anche di basi spumanti che vengono esportate in tanti paesi esteri, specialmente la Germania, per produrre là i loro spumanti, perché non farli noi in Romagna e commercializzarli in bottiglia. Presidente, qual è il bilancio di questo Vinitaly 2018 per l'Enoteca? Il bilancio definitivo lo avremo tra qualche giorno, però posso dire che c'è stato un grande afflusso di pubblico, molte persone interessate, clienti importanti, quindi direi che i nostri espositori sono completamente soddisfatti. A che punto è nella crescita l'Emilia Romagna? L'Emilia Romagna ha registrato soprattutto all'estero nell'ultimo periodo un aumento del 12%, quindi un aumento superiore alla media nazionale e questo fa ben sperare per i prossimi mesi. Peraltro abbiamo dei prodotti in assoluta crescita in termini di qualità e anche siamo in grado di fornire una gamma molto differenziata di prodotti, sia fermi che frizzanti, bianchi, rossi e rosati. Insomma, ce n'è per tutti i gusti. Vini differenti, ma lo stand dimostra che si fa squadra, è uno degli stand più compatti, più allineati. E questo è l'obiettivo che ci siamo dati e che stiamo portando assolutamente avanti. L'Emilia Romagna è un gruppo, i produttori si trovano bene insieme, qui abbiamo le grandissime aziende a livello internazionale come i piccoli artigiani del vino. Però si convive molto bene perché la squadra aiuta tutti, è una grande famiglia. L'ultima cosa chiedono i clienti, o meglio quelli che vengono negli stand, per migliorare ancora l'offerta dell'Emilia Romagna? In generale possiamo dire che l'offerta dell'Emilia Romagna è un'offerta ad ampio spettro e comunque con un rapporto qualità-prezzo accattivante. Poi siamo in grado di soddisfare quasi tutte le esigenze. Per ogni consumatore qui credo può trovare quello che cerca. La regione è una regione che sta dimostrando di essere molto importante sul piano vitivinicolo, non solo come quantità d'uva ma anche come vino imbottigliato.